da mamme e nonne, c'erano figli cresciuti dalle sorelle perché non avevano figli e quando c'erano troppi figli qualcuno cresceva con una famiglia, qualcuno cresceva con un'altra. Io non sto dicendo che sia, non sto dicendo giusto o sbagliato, io sto solo prendendo atto delle sovrastrutture anche sociali, familiari che nei secoli, nei millenni hanno caratterizzato la vita dell'umanità. E un passo secondo me molto rilevante, non voglio dire che sia migliore o peggiore, è a volte le cose sono, al di là dell'essere, non sono opinioni, sono fatti, come per esempio l'omosessualità. Se è un fatto che alcuni aspetti del ruolo maschile si siano evoluti fino ad arrivare a un'affettività, guardate, c'erano bambini nei secoli scorsi che tra un po' i padri gli davano del voi e li vedevano tipo una volta a settimana, e li vedevano all'adolescenza, cioè voglio dire, c'era un modo completamente diverso di fare famiglia. Poi magari in quel ceto lì e magari sul ceto inferiore invece no. Quindi sto solo dicendo questo? Che noi non dobbiamo svalutare anche gli aspetti positivi di alcune commistioni in fondo anche belle, che dipendono dalla società in cui siamo, dal riconoscimento dei diritti, ma anche del valore della donna, per esempio. Ma non è che per questo l'uomo abbia perso, l'uomo ci ha guadagnato tantissimo in questo. Lo so che non ne sono tutti convinti, ma perché non vogliamo invece sfruttare una cosa positiva? Questa è una cosa positiva, cioè il fatto che oggi il padre può avere un ruolo affettivo che 2 secoli fa non esisteva, io la trovo una cosa meravigliosa. Poi lo dico io che ho composto una famiglia con mia mamma, ma lo dico con orgoglio, perché io credo davvero che questo sia una cosa grandemente importante. Non è che le mie bambine non sanno cosa sia un papà, semplicemente loro hanno 2 mamme. Loro sono cresciute, non gli è stato tolto qualcosa, sono cresciute in una famiglia con 2 mamme, nessuno le ha private, non hanno avuto un abbandono, loro hanno quella famiglia lì. Loro sono felici, come a me quando mi chiedono, intanto mi chiedono, ma com'è essere la figlia di Roberto Vecchioni? Io non lo so come non essere la figlia di Roberto Vecchioni, perché io sono sempre cresciuta con mio padre che era Roberto Vecchioni, era lui, era famoso, e non lo so, cioè per me, le mie bambine penso che loro crescono con 2 mamme, hanno 2 mamme, a scuola hanno 2 mamme e gli altri bambini hanno anche smetti anche di chiedere quante mamme hai dopo che lo sai, e la persona poi con cui ti relazioni è Nina, è Chloe, non è le mamme di Nina o Chloe. Questa è la verità. Il pregiudizio smette di essere un pregiudizio quando tu hai la persona accanto. Ma qualcuno di voi, dopo un po' che aveva un altro bambino a scuola accanto a sé, nella stessa classe, dopo che anch'io ho avuto il pregiudizio, se volete positivo, ma non è la stessa cosa di essere la figlia di Vecchioni, ma i miei compagni di classe, dopo un po' che ero la figlia di Vecchioni, sono diventata Francesca, basta. È un'altra cosa comunque. Non creda che sia un'altra cosa, perché esiste una serie di pregiudizi negativi anche nell'essere figlio, ci sono delle invidie fortissime. Quanti anni hanno le sue bambine? Lei quante famiglie omogenitori le conosce? Perché io ne conosco una quindicina, quindi le posso dare tutte le gentilezza, età. risponda a quella che le ho chiesto. Quanti anni hanno le sue bambine? Le mie bambine hanno 4 anni, ma quello che le voglio dire è che io conosco tante famiglie con bambini di 13, 14, 15 anni. In televisione sono Cioè, quello che le voglio dire, la domanda gliela pongo io: quante famiglie con bambini che crescono in famiglia omogenitoriale conosce lei? Io guardi, sono d'accordo su tutto quello che ha detto fino adesso, sinceramente, guardi, l'appoggio in tutto per tutto. Però una cosa non accetto, posso esprimere una mia opinione, giusto? Il discorso che la mancanza di un padre è importante, l'immagine del maschio in casa. Ma questo lei lo dice perché ha letto qualcosa su questo, cioè ha letto gli studi su questo tema? Le spiego, io sono stata sposata
parte comunque si ricorda sempre bene. In questo matrimonio è nato un bambino, un figlio che adesso ha 40 anni, e quando io e mio marito, come è capitato a lei con la sua compagna di separarsi, mio figlio, nonostante non le mancasse l'amore della mamma, neanche del padre che non viveva più con noi, un giorno mi ha fatto presente che lui si sentiva di camminare con una sola gamba. O non sono stata io all'altezza, credo, probabilmente di riempire sono quel due momenti vuoto. molto diversi, cioè il suo figlio ha avuto in un certo momento un distacco, sono due cose molto diverse che si esce in una famiglia da quando si è nati. Lo so, però se queste bambine si trovano davanti a una società dove a un certo momento si confrontano con gli altri, non credo. Ma tutti i bambini si confrontano con gli altri, ci sono guardi in classe delle... adesso perdonatemi perché stiamo facendo un discorso su due tematiche molto ristrette, cioè stiamo facendo due testimonianze personali, è molto difficile generalizzare sul personale. Per carità. Io quando le ho chiesto che cosa ha letto su questi temi, gliel'ho chiesto sinceramente perché su questi temi di ricerche su aree di famiglie sono state fatte da 30 anni a questa parte, quindi io e lei stiamo confrontando due piccoli mondi rispetto a... Io, come le ripeto, sono però molto d'accordo con lei. Lei è sicura, aspetta un secondo, le voglio fare una domanda, lei è sicura che la sua vita personale e quindi questa tipologia possa essere abbinabile? No, ma possono esistere entrambi, ma la sua non sto dicendo che deve essere una regola, sto dicendo che però esistono. Ma certo che esistono, però io dico che in partenza, adesso se ipotesi come si parlava prima, c'è da accettare la figlia della mia compagna che è già diciamo in vita, posso dire sì, bene, ci sposiamo, abbiamo questa bambina, la cresciamo insieme, è ok. Però il fattore, secondo me, di mettere, mi deve scusare. No, ma lei va bene a dire questa cosa, va benissimo a dire, sono molto importanti gli interventi come il suo, quindi dica tranquilla. Allora, le volevo dire questo, che decidere, sempre secondo la mia opinione, che sia ben chiaro, decidere di mettere al mondo delle creature che già in partenza si sa che in qualche modo in un momento della loro vita si vanno a scontrare con dei problemi, dei pregiudizi, certo. Tipo come io se non io me la avessi un sentirei problema. se io fossi Ma se io avessi un problema, che per me essere io o essere lei è la stessa cosa. Posso fare una domanda? Sto dicendo una cosa, siamo tra noi, quindi sto dicendo una cosa un po' politically correct. Ma se io avessi un altro problema pesante che determinasse una possibilità... Non ci sto a quello che sta dicendo. Lei dice che viene a mancare un padre? Vuol dire questo? Non manca il padre, non ce l'hanno, hanno due mamme, hanno due genitori, mamme. Sì. Io lo so che lei fa fatica, mi rendo conto che dovrei portare le bambine per fare. Se vuole la mia sincerità, dico, faccio. Allora, io le dico tanto che cosa c'è rispetto a questa tematica che in fondo stiamo rispondendo di pancia a questa cosa, però è molto più complesso l'argomento, cioè la capacità genitoriale non ha a che fare con l'essere maschio o femmina. Noi abbiamo un'immagine di un ruolo maschile e femminile per cui diamo quell'immagine alla famiglia. Esistono bambini e famiglie al di là dei ruoli genitoriali. Spesso associamo, quasi sempre noi associamo per cultura la genitricità, il fatto di fare biologicamente un bambino, con la genitorialità, cioè il fatto di crescere un bambino. Questi due aspetti normalmente sono associati, ma non sempre, non ogni volta che succede. Esistono tante condizioni per cui questi due aspetti non sono associati, non solo le condizioni di famiglia omogenitoriale che sono
una percentuale bassissima in realtà. Per esempio, le faccio un esempio banalissimo, io ho fatto un'inseminazione eterologa, naturalmente, certo, così. E io anche nella clinica in Olanda, mi faccio finire signora che le dico, lei sa la percentuale di persone omosessuali che accedono all'inseminazione eterologa in Italia rispetto alle coppie eterosessuali? È il 99% sono coppie eterosessuali, circa l'1% sono coppie omosessuali. Anche in quel caso non esiste il legame biologico e c'è stata in fondo una forzatura determinata dalla capacità tecnica, medica, dalla modernità, se vogliamo, di fare quella cosa. Potremmo essere d'accordo o in disaccordo sul fatto di usare delle tecniche di protezione medicalmente assistita. È un fatto, è un dato reale, che è un argomento che riguarda tutti, non riguarda solo le persone omosessuali. Il fatto di dire sì, però loro sono una coppia di due donne invece che di un uomo e una donna, se lei va... Ma non è quello il problema, per quanto mi riguarda, non è quello. E allora il problema è il resto della società? No, neanche. Allora, è che secondo me, secondo la mia, forse non è nel mio modo di dire che mettono